Diamo il benvenuto ad Andrea De Marchi di Colparè. Stavo dicendo, siamo ad Arfanta, una frazione di Tarzo in provincia di Treviso, proprio nel cuore del Prosecco, giusto? Certo. Allora Andrea, un'azienda familiare, giusto? Nasce nel 1986, raccontaci un po' la storia, da tuo nonno Domenico. Sì, l'azienda fu fondata da mio nonno insieme ai figli e di generazione in generazione abbiamo portato avanti l'azienda con dedizione e amore per il territorio e per le proprie culture che facevamo. Ha iniziato nel 1985 quando si è sganciato dalla cantina sociale dove conferiva le uve, che da sempre era viticoltore, e hanno iniziato a verificare in proprio le uve che producevano. Da lì hanno messo il nome all'azienda Colparè, che è il nome del colle dove è situata, per Ok. mantenere una territorialità delle proprie origini. Abbiamo iniziato hanno iniziato il percorso mio papà con mio nonno e zii, poi successivamente ha proseguito mio padre e adesso ci sono io di seguito. Ok, ma sei stato obbligato o è stata una tua scelta? No. Se lo fai per obbligo non riesci ad andare avanti, perché come tutte le cose, quando sei in proprio comunque hai dei ritmi anche un po' impegnativi. Il nostro non è un lavoro in fabbrica che lo programmi come vuoi, ma abbiamo anche l'incognita del tempo, delle condizioni meteorologiche, che a volte magari, non dico che riposi, perché nel nostro caso troviamo sempre lavori anche durante i giorni di pioggia, però quando c'è il sole, soprattutto il periodo estivo, che non puoi abbandonare la vigna, se durante la settimana piove, anche la domenica devi essere in vigna a fare i lavori che necessitano. Insomma. La mia è Certo. stata una passione, ho fatto gli studi di agraria alle superiori e da subito dopo finita la scuola sono rimasto in azienda con mio padre, affiancandolo, portando magari qualche idea più innovativa, affiancata all'esperienza che aveva lui, giustamente, e abbiamo cercato di crescere progressivamente uno a fianco all'altro in modo da avere sempre risultati positivi. Come dicevi bene, siamo nel cuore del Prosecco di OCG, però nonostante quello sia il cavallo di battaglia trainante del territorio, noi abbiamo mantenuto la tradizione sia dei vitigni autoctoni locali, come può essere il Verdiso, la Bianchetta Trevigiana o lo Chardonnay, però abbiamo voluto anche 4 anni fa dare una svolta con 2 vitigni ancora più sostenibili, con questi 2 kiwi, il Muscaris, che è la bottiglia davanti Esatto, stasera, e il e Solaris. il Solaris, che è l'altra varietà. Per cui noi come azienda già dal 2000 abbiamo portato avanti, abbiamo studiato la certificazione della biodiversity per testare, comunque avere una certificazione che lo dimostra anche al consumatore che si lavora in un'ottica di sostenibilità, di salvaguardia del territorio, e il nostro modo di lavorare è questo. Eh sì, insomma, l'innovazione dei vitigni resistenti mi pare di capire che l'abbia portata te in azienda, eh? È questa la parte innovativa? Sì, insieme a tutto il resto abbiamo cercato comunque di introdurre queste 2 varietà che ci stanno dando belle soddisfazioni. Adesso infatti lo assaggeremo. Senti, ma prima di parlare dei piwi, che poi lo ricordiamo, è un acronimo di una parola tedesca impronunciabile per me, comunque insomma, di viti resistenti alle malattie fungine, insomma, ecco, è un acronimo che insomma si pronuncia meglio, insomma, i vitigni, i piwi. Parliamo un attimo, ovviamente questi dicevi sono gli ultimi arrivati, insomma, in casa Colparè, però voi fate anche, giustamente siete proprio nella patria del Prosecco, siete proprio nell'anfiteatro tra Conegliano e la Valdobbiadene, giusto? Quindi siete proprio nel cuore e quindi e fate sia il Prosecco frizzante che il Prosecco tranquillo, che magari non tutti No, conoscono o no. prosecco tranquillo non lo facciamo. No? Facciamo il prosecco frizzante e il prosecco spumante, sempre di OCG, Brut ed Extra Dry. Il Quindi avete... tranquillo lo facevamo anni fa, ma abbiamo sospeso la produzione, Ah, perché comunque il prosecco è conosciuto per le sue bollicine, il prosecco fermo ha una nicchia molto è ristretta.
Certo, e infatti io di quello ti volevo chiedere, perché siccome appunto era un po' tutti appunto conoscono le bollicine del Prosecco, tutto il mondo le conosce e quindi si vede che era insomma una notizia un po' datata. Qui dovete rifare il sito, aggiornato, eh? È in fase di costruzione. Lo so. Così non cadiamo in queste false notizie. Quindi diciamo bene, quindi il prosecco quindi sia il prosecco frizzante, lo spumante di OCG, quindi della DOC, e voi siete nelle famose rive, che spieghiamo un po' ai nostri followers che cosa sono. Ma queste rive sono delle zone più impervie che sono state identificate all'interno della denominazione di OCG perché rispecchiano una qualità superiore rispetto alle altre, avendo un'esposizione particolare pregiata, sia data sia dalla tendenza che dall'esposizione che si ha e si ottengono profumi sempre diversi. Poi non tutti riportano in etichetta la menzione rive, quello lì è un indice facoltativo e anche noi purtroppo per il momento per come si dice, logistica in cantina di tenere separate le varie denominazioni di rive, per il momento non abbiamo ancora fatto l'etichetta con la menzione rive, ma solo con gli annoti di Aldene. Certo, insomma sono una specie di cru, insomma. Quindi però dicevi, Diciamo che dimmi. all'interno della nostra produzione avremo 3 tipologie di menzione rive che potremo utilizzare. Appunto, visto questo elevato numero di rive che possiamo rivendicare, però ci mette un po' in difficoltà con lo stoccaggio in cantina, che devono essere separate per tipologia di rive di ogni zona. Per cui se ne avessimo una sola sarebbe molto più bello e più facile da gestire e usciremo in etichetta con una rive. Tenerlo separato, soprattutto nei vari travasi e lavorazioni in cantina, non è facile. Certo. Per il momento abbiamo diventa difficoltoso perché un po' la vita. La qualità c'è anche se non è scritta. Certo. I clienti che lo assaggiano lo apprezzano e continuano a essere felici. Sì, no. Ne hanno parlato benissimo, insomma, del tuo prosecco a Divino. Io non lo perché io quando organizzo io le manifestazioni non riesco mai ad assaggiare niente, però mi è giunta voce, quindi era troppo presa col lavoro, lei aveva modo di assaggiarlo in secondo momento. Esatto, ma questa sera assaggeremo il vitigno resistente. Allora, dicevamo, questi vitigni resistenti nati, inventati insomma da Norbert Becker, no? Nel 1975, sono appunto i piwi resistenti alle malattie, quindi ai funghi, insomma, soprattutto allo oidio e alla peronospora, ma che producendoli sono, come dicevi te, fortemente sostenibili perché si vanno a limitare molto, insomma, i trattamenti in vigna, giusto? Certo, queste due malattie che sono le due malattie principali della vite, in questi vitigni non necessitano di trattamenti, per cui si fa sempre un monitoraggio visivo in campo per vedere che non appaiano altre problematiche o comunque anche essendo vitigni nuovi per noi siamo un po' ancora alle prime armi, la presenza fisica dell'operatore deve essere costante per garantire comunque un andamento normale. Però è una bella svolta perché qui siamo molto oltre il biologico. Il biologico fanno trattamenti meno invasivi, più delicati, ma qui proprio non li facciamo. Per cui se andiamo a fare anche l'impronta carbonica di un'azienda che ha solo questi vini, sarebbe molto bassa perché comunque vai a diminuire anche tutta la CO2 messa sia col consumo del gasolio del trattore, utilizzo di acqua e quant'altro dei trattamenti. Certo. Hanno una marcia in più sicuramente come tipologia e hanno una buona qualità perché non è che siano gradevoli come gusto o difficili, sono diversi perché essendo incroci ottenuti tramite fiore non è geneticamente modificata la pianta, ma è solo incrociata tra due piante. Il Muscaris che poi andremo ad assaggiare è un incrocio floreale fra moscato giallo e traminer.
per cui non è né l'uno né l'altro, come sappiamo bene anche i nostri figli non vengono né come il padre né come la madre, ma un mix, per cui va interpretato, va conosciuto per la sua tipologia, non si può paragonare né all'uno né all'altro dei genitori, perché giustamente è un mix, però vedo che comunque è molto intrigante, anche perché comunque rispecchia di più, poi me lo confermerai te quando lo assaggi, che rispecchia magari di più le note del moscato giallo del fatto e si ritrova di più il termine del palato. Per cui è un po'... E intanto ve lo verso, mentre stupito. chiacchieriamo. Certo. Mi ero preparato una bottiglia anch'io così vi faccio compagnia, se no a vedere bere solo te, no. No. Senti, ma l'hai piantati insieme il Solaris e il Muscaris? Oppure Sì, hai sì. iniziato? Ok. No, Ok. ho voluto, l'idea era di mettere giù un po' di, una tipologia di vitigno resistente. Quando poi eravamo in procinto di scegliere bene la tipologia, abbiamo detto, avendo una superficie un po' ampia, di non puntare su una sola tipologia, che giustamente ti trovi quando sei in piena produzione una quantità elevata e poi comunque è difficile anche non difficile, comunque è tutto una cosa nuova da presentare al mercato. Certo. Da lì abbiamo scelto come scelta aziendale di mettere il Solaris, che è una varietà un po' più conosciuta, e il Muscaris, che in zona non ce n'era nessuno che lo faceva, giusto per avere anche un po' una carta più facile per presentare una cosa conosciuta e una cosa più nuova. Certo, E perché poi il Muscaris è nato proprio dopo del Solaris, penso quasi uno degli ultimi vitigni resistenti creati, insomma, no? Quasi sì, 10 anni dopo. diciamo che il Solaris è partito prima, è più conosciuto, per cui viene spontaneo, magari essendo un po' un punto di domanda l'approccio che hai col consumatore, mettere a dimora una varietà magari già un po' più conosciuta per rischiare meno. Però dal punto di vista nostro, il Solaris che è più delicato e il Muscaris più aromatico, vedo che si riesce a combinare bene, a soddisfare più palati, chi preferisce un vino più delicato e chi uno più aromatico, più Certo, grintoso, e diciamo. quindi certo, sul mercato insomma puoi presentare le due opzioni, insomma, non ne hai solo una, insomma, quindi così puoi, tra virgolette, accontentare Sì. tutti. I palati. Esatto. Ah, che naso, eh? Vedi che mi sono persa di vino. Giustamente quando hai ripreso quel lavoro, Esatto. alla volta ci fa, dai. No, un gran naso, perché qui molti li sottovalutano ancora, i vitigni resistenti, invece sono il futuro. Anche col climate change, comunque insomma resistono, cioè il Solaris si chiama proprio così, stavo leggendo, perché riesce a maturare anche dove non c'è magari troppo sole, quindi in climi più impervi, quindi grande naso, sì, il naso è del Moscato, giusto? Sì. Assaggiamolo. Già anche Eh? si percepiscono quelle note floreali del moscato che sembra quasi, non dico dolce, però ti aspetti qualcosa di amabile. Poi metti il palato mi dirai il tuo parere di come lo trovi. Eh sì. E qui si sente il traminer, è vero. Cioè, nel senso, al naso ti arriva subito, è vero, c'ha qualcosa che va sul dolce, infatti la frutta gialla matura, l'ananas, quella esotica, no? La banana. Questi sono tutti, insomma, i sentori del naso. E poi invece poi si bilancia con un'acidità e una freschezza in bocca, e quindi è un vino poi rotondo, cioè non è né, cioè Sono perde. belli equilibrati e Scusa? anche perché è bello equilibrato, anche perché quella aspettativa che avevi dall'olfatto poi al palato cambia veste, è diverso anche perché a 2 grammi litro come residuo zuccherino è secco, però quella parte aromatica floreale che te lo rende più morbido. Esatto, quindi un grande naso, sì, perché sennò magari in bocca poi uno si aspetta un po' troppo questa tendenza dolce, invece è un vino equilibrato, eh,
Bravo, vedi? Bravo il nostro Andrea di Colparè. Bene, e con che cosa li abbiniamo questo in particolare, questo Muscaris? Ma io l'ho sempre consigliato personalmente con carni bianche o pesce. Ho fatto una degustazione mesi fa, abbiamo fatto la fine serata un piatto di gnocchi, burro, rosmarino e cubettini di pancetta che stava perfetto, che l'aromaticità del rosmarino andava bene a bilanciarsi con l'aromaticità del vino, ma non per ultimo un anno e mezzo fa ho fatto una degustazione, una presentazione dei miei vini abbinata dei piatti in Milano e la sommelier che ha organizzato la serata me l'ha abbinato alla Svisolona. Io che non Quindi, conoscevo il dolce, però essendo un dolce ero titubante, non avevo certo, anche perché ci giustamente con un dicono, dolce viene allora, spontaneo esatto, nelle abbinarci un scuole di dolce. sommelier ci dicono che il dolce va col dolce, è l'unico abbinamento proprio che ti danno per scontato, no? Io sono sommelier, quindi era quello proprio chiaro, tutto il resto. Noi in azienda abbiamo anche un passito di glera, per cui consigliavo di utilizzare quello e mi ha detto di dargli fiducia e devo dire che comunque ci ha azzeccato, stava da Dio. Ha fatto la sua bella figura con l'acidità, ti puliva bene il palato, sgrassava, era stupendo. Eh sì, perché infatti Poi sì, dimmi, ha il profumo, però ha anche la parte acidità alcolica, perché nonostante tutto siamo comunque a 14 gradi alcol. E, questo non l'avevo letto 14 perché non sembra comunque. no, cioè, bevuto fresco così, non è un rosso che ha la corposità e i tannini pesanti, è bello, ha la sua bella acidità, bello fresco, aromatico, non li sentiresti 14 gradi se non leggi in etichetta, però ci sono tutti. Esatto, esatto, me lo stai dicendo te, capito? Io andavo tranquilla qui così. Però io sono veneta, sono nata a Treviso, anche se non si sente dall'accento, quindi noi l'alcol ci siamo Siamo cresciuti, insomma, abituati. diciamo. Bene, e io l'abbinerei anche, infatti, è un vino che secondo me io abbinerei anche ai formaggi tipo il gorgonzola, capito? Sì, Che, cioè, non è un vino dolce, non è un passito, ma secondo me ci può stare bene. Te che dici? sì, anche formaggi leggermente invecchiati o carbonizzati così sicuramente sì. Eh sì. Bene, bene. E che hai qualche progetto per la tua azienda oppure adesso insomma ti fermi a questi due primi vitigni resistenti? Ma come imprenditori si cerca sempre di essere operativi, di avere un po' la mente sempre in lavoro. Adesso sto lavorando su un Chardonnay metodo classico che Ah, uscirò il prossimo anno per fare un 24 mesi su lieviti, giusto per avere qualcosa di diverso, osare un po' oltre il classico metodo Charmat e fare un metodo classico di eh, Chardonnay. vedi che ho fatto bene a chiedertelo, a farti questa domanda, perché c'è sempre Mi, qualcosa, insomma, mi hai rubato una piccola chicca che dovevo svelare più avanti, però Ma io sono un giornalista seria, vedi? Arriviamo. Bene, bene, va bene. Che altro vogliamo dire? Vabbè, adesso gli abbiamo detto questa novità, ma te di che ti occupi esattamente in azienda? Perché è un'azienda familiare, l'abbiamo detto all'inizio. Allora, te sei siamo anche il frontman, sei te perché a Divino sei venuto te, insomma, con i tuoi da vini, però 360 gradi quello che c'è da fare, tutto. quello che c'è Quando da sei in fare. un'azienda familiare ti dedichi quello che puoi giustamente in campo, ma ci sono quasi tutti i giorni, tranne quando faccio qualche evento, come a Roma con The Canter, oppure altri eventi, manifestazioni, tutta la parte burocratica organizzativa. Nelle piccole aziende non hai direttori responsabili suddivisi per ruoli, però giustamente devi fare un po' di tutto. Certo, certo. E ti sei mai pentito della tua scelta? No. No, no. Sono sempre felice di fare il lavoro che faccio, lo faccio con passione perché mi piace e lo porto avanti con grinta. Infatti anche 3 anni fa siccome io da piccolo mangiavo abbastanza miele, mi piaceva, soprattutto il periodo invernale,
e in paese c'erano diversi apicoltori. Mancati per anzianità queste persone, è mancato il passaggio generazionale che li ha sostituiti. Ci siamo trovati che nel comune c'era un apicoltore solo, che lo faceva anche lui sì, per hobby come gli altri. Mi sono sempre promesso di iniziare anch'io un po' di apicoltura, però giustamente quando ti focalizzi nel lavoro principale eh, non riesci ad avere altri impegni da seguire. Eh, 3 anni fa ho conosciuto un'enologa, la signora Maria Grazia, che ha iniziato nel 2007 con un progetto di NOV, di monitoraggio dell'inquinamento ambientale con le api a Bordo Vigneto. Ho aderito subito perché ho detto questa è la possibilità che ho di portarmi le api in azienda. Loro mi hanno venduto le arnie che ho voluto io, sono partito con 5 nuclei, 5 casette per iniziare, poi ho detto rimaniamo stazionari con le 5 perché giustamente è impegnativo anche, oltre a gestirle, poi il miele che viene fuori devi comunque venderlo, non è che puoi mangiartelo tutto. Però il poter mettere le api tue a Bordo Vigneto e dimostrare comunque sia alla gente del territorio che anche ai turisti, ai clienti, che hai questa tipologia di allevamento è un valore aggiunto perché trasmetti comunque in modo più salubre, non solo tramite la certificazione della Biodiversity Term che abbiamo fatto, però anche un messaggio secondo me ancora più importante, più forte, è quello di vedere con i propri occhi la presenza. A me è successo in fiera a Milano l'anno scorso al Best Buy Star, che ho conosciuto un importatore di New York, così parlando l'ho invitato a venire a trovarmi in azienda, è venuto, l'ho portato a fare il giro delle colline del territorio per fargli apprezzare dove siamo noi, i nostri apprezzamenti, nel bene o nel male, comunque noi produttori a volte guardiamo il lato brutto perché lavorare in collina hai una fatica maggiore, però giustamente vista da visitatore, da turista, apprezzi molto il territorio. Mi ha chiesto lui, mi fai vedere dove hai le api. L'ho portato, le ha viste, si è messo a fotografare il territorio circostante, perché a volte quando sei in giro per fiere, manifestazioni, parli, racconti del tuo territorio, però a volte vogliono anche vedere se è vero quello che racconti. Certo. Quando è entrato in cantina e che ha visto i vasetti di miele fatti delle mie api, è un valore aggiunto che comunque trasmetti anche al cliente. Sì, no, e poi le api salveranno il mondo, anche Expo a Milano ha vinto l'Inghilterra perché aveva tutto il progetto sulle api, insomma sono importantissime nell'ecosistema, quindi diciamo che sono sempre state importanti, si è un po' perso la cultura come in tutti i settori dove sono meno redditizi, sono stati abbandonati dalla zootecnia a tanti altri settori. L'Italia era piena di agricoltura a 360 gradi svariata. Poi ovviamente per cosa di forza tutti si sono buttati sulla produzione di quello che fa più da traino, perché giustamente devi far carbonario. Anche nel mio piccolo caso le api non sono un'entrata ma lavorano in perdita, però il valore aggiunto che danno come dimostrazione, messaggio anche promozionale pubblicitario è un valore superiore alla perdita che hai economica. Certo, certo. E niente, che dire, insomma, c'è solo da fare i complimenti, insomma, ce ne fossero di viticoltori come te, quindi proprio sulla strada della sostenibilità a tutto campo, quindi sono importantissimi, quindi insomma da parte nostra solo tantissimi complimenti. Grazie. Oltre che per la bontà dei tuoi vini, perché, perché qui me l'avevano detto, però dico vabbè adesso assaggiamo e non è facile anche insomma sui vitigni resistenti avere un prodotto così di alta qualità, quindi complimenti ad Andrea e alla sua Colparè. Grazie mille. Bene Andrea, allora io ti ringrazio per la nostra chiacchierata, spero di vederti presto, adesso noi facciamo il Ponte della Musica di Vino sotto le stelle a fine giugno, quindi se starai dei nostri noi siamo solo che contenti perché ci piacciono, è proprio
le nostre manifestazioni sono proprio il target di piccole e medie aziende che magari non sono i grandi nomi blasonati, ma che fanno invece dei vini di altissima qualità, come insomma è nel tuo caso. Va bene. Bene, allora ci facciamo questo cheers virtuale e ci vediamo prestissimo. Grazie Andrea. Cheers. Grazie.